Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati. Potremmo esordire con un'affermazione un po' trionfalistica e non proprio immodesta, ma 7 in punto non va in vacanza. Come vedete siamo ancora in vostra compagnia per parlare di argomenti estremamente attuali. Di cosa possiamo parlare in termini attuali se non della congiuntura difficile che viviamo anche in questo momento in cui ci stiamo illudendo di pian piano procedere fuori dall'emergenza sanitaria, anche se siamo del tutto convinti che ancora l'emergenza sussista, per cui ancora si debba ricorrere a delle misure protettive e delle accortezze che insomma dobbiamo cercare di rispettare. Ma comunque oggi parliamo di economia e lo facciamo con il nostro gradito ospite che andiamo a ringraziare per essere con noi e a salutare. Si tratta di Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema di Assindustria Veneto Centro. Buongiorno a lei, dottor Sinigaglia. Buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi, neanche lei è in vacanza, per cui un apprezzabile sforzo congiunto non solo della trasmissione ma anche dei nostri ospiti che ci vengono a trovare. La fiducia delle imprese, abbiamo voluto chiamare così questa puntata sulla scorta di uno studio proprio di Forema, ricordiamo Forema è l'ente di formazione di Assindustria Veneto Centro, in cui avete analizzato la situazione di diverse decine di aziende e non solo del territorio di vostra stretta competenza che sarebbe Treviso e Padova, ma proprio avete allargato l'orizzonte ad altre all'intero realtà. Veneto, diciamo così, all'ambito Veneto. Esatto. Qual è il quadro che ne è emerso proprio in questo tentativo di ripartenza? Ma sì, allora diciamo Forema in quanto società di formazione e consulenza appunto di Assindustria Veneto gode di un bacino direttamente delle 3.500 aziende associate. Sono, lo dico, prevalentemente aziende manufatturiere, le aziende che aderiscono, diciamo così, alla più generale Confindustria. In realtà lo studio fatto l'abbiamo portato avanti appunto per l'intera regione, ma direi anche con qualche puntata su Trentino e Friuli Venezia Giulia. Che cosa ne è emerso? Ne è emerso una panoramica piuttosto interessante dell'intero nord-est su quello che è, diciamo così, il sentore medio dell'azienda, ripeto, soprattutto manufatturiera. Quindi non abbiamo preso in esame comparti come la ristorazione o il turismo, che ad oggi sono ancora particolarmente assoggettati dai DPCM o dai meccanismi di Green Pass o quant'altro. La fotografia che ne emerge è sicuramente di un'azienda in salute, di un'industria manufatturiera che ha ricominciato a riprendere ordini, che sta tirando, tanto che, diciamo così, l'elemento cardine principale resta il fatto che la stragrande maggioranza delle aziende manufatturiere ha intenzione di assumere subito o nei prossimi 6 mesi. Addirittura si parla del 78% trasversalmente fra tutti i reparti, quindi direi questa è senz'altro una buona notizia. No, è un'ottima notizia. Che tipo di contratti avete analizzato da questo punto di vista? Cioè in che percentuale pensate ci saranno contratti a tempo determinato, indeterminato, tirocini, insomma le varie sfaccettature? Assolutamente, ma devo dire che a nostro avviso il periodo di pandemia ha sicuramente segnato un po' il passo verso delle nuove formule anche contrattuali. Molto spesso i lavoratori sono intermediati da agenzie interinali per poi essere immessi, diciamo così, appunto all'interno del ciclo produttivo nelle varie aziende del territorio. Perché a nostro avviso la pandemia ha impattato su questi meccanismi? Perché di fatto quello che le aziende oggi ricercano è una maggior fidelizzazione dei dipendenti. In altre parole, diciamo, probabilmente si sono visti come più fedeli, più attaccati alla maglia, più con un senso, diciamo, partecipativo alle questioni aziendali, i dipendenti di lungo corso e chiaramente quelli che contrattualmente potevano godere, possono godere di una situazione, definiamola stabile, quindi di un contratto a tempo indeterminato. Perché cito questo fenomeno? Perché proprio il tema del tempo indeterminato sono le richieste che in realtà oggi come oggi le aziende stanno chiedendo per la maggior parte, diciamo, del tempo, soprattutto nelle attività legate alle maestranze e quindi questo è un tema importante perché non significa solamente sopperire ad un picco produttivo, ma significa evidentemente entrare in modo stabile all'interno dei processi. Naturalmente ai giovani ahimè è sempre chiesta diciamo così un po' di gavetta e quindi sono usate ancora moltissimo le formule di stage, di tirocinio, di apprendistato,
ma ben venga, perché vediamo che spesso nell'80% dei casi poi queste attività si trasformano appunto in contratti, diciamo così, un po' più lunghi e chiaramente anche con una tutela, diciamo così, maggiore all'interno dell'azienda. Dall'altra parte devo dire che le collaborazioni più flessibili o quelle intermediate delle agenzie sono quelle che invece stanno registrando non dico un picco, ma sicuramente un calo rispetto agli anni precedenti. Ho capito, insomma anche questo è un dato a noi significativo e emblematico anche dei tempi che stiamo vivendo. Stiamo parlando di manifatturiero, in particolare quali sono magari i settori in cui avete trovato maggiormente questo tipo di situazioni, insomma questa richiesta di personale, che oltretutto arriveremo anche a parlare di che tipo di personale? Ma allora diciamo i settori soprattutto trainanti, lo vediamo dall'onda lunga diciamo così dell'anno scorso, sono sicuramente tutto l'alimentare e la filiera dell'alimentare. Con filiera dell'alimentare intendo dire magari anche le aziende che fanno plastica, i produttori di film, quindi no, di quella pellicola avvolgente per i cibi o quant'altro, tutti coloro che producono materiale monouso evidentemente. Oggi se andiamo al bar, al ristorante, troviamo spesso non più la boccetta dell'olio, ma proprio quei contenitori monodose. Una volta si ritrovavano negli aeroporti, no, in un viaggio aereo, oggi li ritroviamo invece più comunemente al bar. Quindi questi sono sicuramente settori trainanti. A fianco a questi fortunatamente è partita molto bene l'industria della metalmeccanica con tutta la sua filiera, soprattutto la parte di componente elettrica, elettronica e quindi anche gli accumulatori, batterie o quant'altro. Lì poi se vogliamo c'è un altro tema, lo vedete anche quando Mario Draghi o il Ministro dell'Economia diciamo, prendono parola alla Commissione Europea, c'è un tema se vogliamo di risorse, nel senso che qui chi la fa la padrone sono la Cina da un lato e gli Stati Uniti dall'altro e spesso le nostre imprese sono diciamo, strette al centro. Anche su questo devo dire Confindustria, magari non si sa, ma a livello nazionale ha avviato un vero e proprio osservatorio giornaliero nella richiesta, diciamo così, e soprattutto nel monitoraggio dei prezzi delle materie prime, ma tornando a noi, dal punto di vista della manifattura dei semilavorati, anche tutto il reparto della metalmeccanica sta andando molto bene. Non ultimo il legno arredo, quindi tutta la parte che ha a che fare con se vogliamo l'edilizia da un lato, sappiamo che c'è un'impronta forte con il bonus del 110%, ma devo dire che probabilmente le persone stando più a casa hanno avuto modo anche diciamo così, di mettere a terra qualche idea, insomma, di fare qualche lavoro che spesso si è sempre tralasciato. Ecco, devo dire anche tutta l'industria del mobile e dell'arredamento sta sicuramente avendo uno sviluppo molto importante. Dottor Sinigaglia, ci sono due aspetti, chiamiamoli dolenti, l'ha citato anche lei, il reperimento di materie prime e la richiesta di professionalità, diciamo specialistiche che non sempre si riscontrano dal punto di vista della offerta. Sì, diciamo sembra un po' contraddittorio, facciamo queste indagini, le aziende ricercano personale e poi dall'altra parte magari abbiamo figlie, figli, nipoti, amici e quant'altro, voglio dire, no, che sono alla ricerca di un lavoro o di un miglioramento della propria condizione lavorativa. Beh, bisogna fare dei distinguo, evidentemente. Allora, c'è un tema di materie prime, lo citavamo prima, sono stati, diciamo così, aperti degli osservatori. La stessa Unione Europea si sta costituendo come, diciamo, un unico paese, come fosse un grande buyer, come fosse un grande ufficio acquisti, non tanto perché ci sia una sinergia totale, diciamo così, fra i vari paesi, ma quanto per necessità, di fatto, è quello che sta avvenendo a Bruxelles in queste settimane, soprattutto per ovviare insomma, i due grandi colossi che citavo prima, che fanno poi man bassa di fatto di queste materie prime. Una su tutti, immaginiamoci il silicio per tutto quello che concerne lo sviluppo dell'informatica piuttosto che delle infrastrutture tecnologiche. E quindi evidentemente si cerca da un punto di vista economico di mettersi insieme in una sorta di grande gruppo d'acquisto. Poi dall'altra parte c'è un tema di risorse. Spesso quando incontriamo gli imprenditori ci dicono la seconda criticità è individuare risorse umane.
Beh, caspita, che cosa significa questo? Significa evidentemente individuare quelle che sono quelle competenze, quelle conoscenze corrette che servono oggi al mondo del lavoro. E quindi che cosa serve oggi al mondo del lavoro? Beh, oggi il mondo del lavoro ha bisogno soprattutto, diciamo così, di persone qualificate in ambito tecnologico. Certo. Oggi lo sappiamo, anche il nostro lavoro, il lavoro di tutti i giorni, lo vediamo quando andiamo alle poste, lo vediamo quando andiamo in banca, è necessario spesso prenotare prima un appuntamento, un incontro. Beh, questo avviene perché, lo sappiamo, oggi lo smart working è ampiamente diffuso e al di là, diciamo così, di una prima boutade, se vogliamo, no, proprio di stimolo, di anima e core, no, come si suol dire, nella quale cerchiamo di portarci il lavoro a casa, beh, oggi le dinamiche sono cambiate. Oggi lavorare in smart working non è l'unica cosa che interessa alle aziende, c'è un tema di sicurezza dei dati, delle informazioni. A casa evidentemente si è molto più vulnerabili perché un'azienda non può, diciamo così, controllare a 360 gradi quello che avviene in un ambiente domestico e dall'altra parte in un ambiente di lavoro. Oggi devo dire che le aziende fortunatamente stanno alzando lo sguardo, stanno cercando di capire come essere da qui a 5 anni e quindi un elemento molto importante è che stanno investendo in tecnologie, spesso stanno investendo in questa famosa rinomata industria 4.0, quindi in tecnologie importanti che trasformano spesso lavori difficili, usuranti, in lavori fatti da robot, ma al tempo stesso significa che questi robot devono essere in un certo qual modo misurati, valutati, bisogna capire se fanno le cose fatte per bene, tanto per intenderci, e questo apre lo scenario a tutta una serie di professionalità che non spesso si trovano. Le agenzie come la nostra hanno di fatti uno dei compiti principali di trasformare quello che è il capitale umano delle imprese, il capitale umano già presente all'interno del mondo delle aziende. Avete un ruolo che non è di secondo o terzo piano, un ruolo fondamentale, cruciale, oseremmo dire. Un'altra questione che le chiediamo di chiarire, queste competenze trasversali, che poi è un po' la conseguenza del discorso che lei sta facendo, insomma, cosa sono queste competenze trasversali? Ma oggi, se diciamo così, c'è la possibilità di effettuare un colloquio in un'agenzia del lavoro interinale, al centro per l'impiego, in un istituto come il nostro o direttamente in azienda, spesso si sente parlare di competenze trasversali. Allora, sono quelle competenze, diciamo così, non espresse all'interno di un pezzo di carta, nel senso che abbiamo tutta una serie di competenze formali, sono quelle acquisite con i certificati formali, con il diploma dopo la scuola superiore, con il certificato di laurea dopo la laurea, poi esistono evidentemente delle competenze tecniche, quindi se utilizziamo non so, Windows, tanto per credo siano un qualcosa di assolutamente trasversale e quindi tutto il mondo tecnologico dedicato, Microsoft e quant'altro, lì sono delle competenze tecniche che si acquistano e si mettono da parte. Esistono poi delle competenze cosiddette appunto trasversali che solitamente si apprendono nel mondo del lavoro o diciamo così in contesti attigui al mondo del lavoro. Non so, chi fa volontariato ad esempio all'interno delle Caritas, di gruppi sportivi, di associazioni parrocchiali, sindacali o quant'altro, spesso ha la capacità di essere stimolato su queste competenze trasversali. Sono di fatto tutte quel set di competenze che riguardano la comunicazione, il saper condividere una buona idea, il lavorare in gruppo, il saper selezionare delle idee, l'avere magari uno spirito critico rispetto a una serie di soluzioni poste in atto, diciamo così, un po' condividere un set di soluzioni. E perché queste diventano fondamentali per il mondo delle imprese? Perché il mondo delle imprese riesce ad acquisire tutto quello che è il bagaglio di competenze tecniche, le competenze formali chiaramente arrivano dall'università e dalla scuola, ma nel mondo delle imprese c'è bisogno non di lavorare come singoli, ma di lavorare come team. Diciamo che un buon così fiore all'occhiello ad oggi, visto che siamo freschi di europei, può essere un po' la nazionalità italiana, no? Magari non esiste il fuoriclasse in assoluto, ma ognuno per proprio conto ha fatto evidentemente vincere magari una squadra che non era la prima della lista all'inizio della competizione. Ecco, questa stessa metafora noi la usiamo spesso
all'interno delle imprese. Nelle imprese, tra chi lavora nella ricerca e sviluppo, chi in produzione, chi in magazzino, ma anche al centralino, perché banalmente risponde in modo corretto, certo, diciamo così, a un fornitore, a un cliente. Ecco, tutti questi sono elementi fondamentali per, diciamo così, dare uno sviluppo competitivo all'impresa. No, lei ha fatto un paragone più che opportuno per anche individuare quella che è la strategia del successo, ma è vero, poi dicono che il nostro paese è un paese che vive molto sui successi sportivi, per cui pensare a quest'estate abbiamo avuto la nazionale di calcio, abbiamo avuto i 100 metri con Jacobs, abbiamo avuto Tamberi che ha dato una grande dimostrazione, insomma speriamo che siano anche esempi che siano un po' trascinanti, insomma, per la nostra economia e anche per la voglia di riemergere. Ma senz'altro sono anche esempi di resilienza, diciamo sì, così, perché Tamberi insomma, rischiava un ritiro e in realtà è ritornato, si è impegnato ed è riuscito ad arrivare nell'Olimpo, diciamo, no, dell'Olimpiade. Lo stesso vale per Marcel Jacobs, grande dedizione, grande impegno, soprattutto si è rimboccato le maniche quando gli altri magari stavano seduti un po' più in poltrona e lui ha creato il suo successo, leggevo oggi, proprio durante il periodo del lockdown. Sì. Ecco, questi stessi elementi sono diciamo così, delle concezioni di base che cerchiamo sempre di trasmettere anche ai nostri giovani, ai giovani che partecipano ai nostri progetti. I giovani sono una risorsa fondamentale, non solo perché creano uno sviluppo evidentemente del paese e sono coloro, diciamo così, che daranno continuità a tutto il sistema, ma perché sono coloro che all'interno di un'organizzazione possono creare quei presupposti, diciamo così, stimolanti, sono coloro che lanciano stimoli, sono coloro che magari non si fermano perché giustamente hanno la fame di arrivare e quindi quello che, diciamo così, stiamo vedendo è riuscire a creare una buona miscela sempre fra giovani e meno giovani, diciamo, no? Quindi i senior che magari invece all'interno anche di un momento, diciamo così, storico come questo, magari sono un po' più in affanno perché non sono magari sempre pratici, no? Nell'utilizzo di strumenti informatici, di videoconferenza. Ecco, io vedo che le aziende che sanno mettere in pratica questa buona miscela sono coloro che poi meglio riescono veramente nella competizione globale. No, indubbiamente è un mercato estremamente diciamo elastico dal punto di vista anche delle dinamiche che propone, di fronte a cui anche un'azienda deve saper adeguare degli strumenti che garantiscano sì appunto elasticità, come diceva lei, cioè capacità di far fronte a quelle che sono le risorse tecnologiche anche con una esperienza nel campo del lavoro che ovviamente conta sempre, perché la persona che magari non abbia tanta dimestichezza quando ha in mano un mouse, che però ti sappia dare delle dritte in determinate situazioni di lavoro, è logico che fa sempre comodo. Ma guardi, le racconto solo questo piccolissimo episodio perché a mio avviso racconta, diciamo così, è veramente esempio fulgido, no, di come poi si possano miscelare nuovo, diciamo, e tradizione, tanto per intenderci. Noi seguiamo da diversi anni una famosa catena di supermercati, credo la più presente o comunque tra le più presenti nel nord-est nella grande distribuzione. Hanno da sempre fatto formazione frontale, significa in aula, si va di fronte, no, con il classico rapporto allievi-docente. Evidentemente in un'ottica di pandemia non si poteva andare, abbiamo riportato tutto all'interno di una piattaforma digitale. Tanto per intenderci, ne è nato uno strumento di e-learning, quindi mi connetto e vedo una serie di video. Bene, questo si potrebbe dire va molto bene per i giovani, possono vederselo quando vogliono, hanno molta dimestichezza, questo è vero, ma chi era presente, il vero soggetto, il vero, diciamo così, docente in tutto e per tutto di questi video, di questa attività, diciamo così, fatta in formato digitale nuovo, erano in realtà appunto i senior, quindi diciamo così i commessi storici, se vogliamo, di questi supermercati, che spiegavano magari come disossare un prosciutto, come voglio dire, no, pacchettare in un modo corretto, voglio dire, un certo tipo di alimenti,
clienti a dispetto di altri. Ecco, questo a mio avviso è un esempio banale, se vogliamo, ma di come riuscire a recuperare la storia, la tradizione e anche, se vogliamo, il brand di una propria azienda. Insomma, qui anche i clienti hanno la possibilità, no, di incrociare, diciamo così, tutto il giorno chi sta dietro al banco, no, dall'altra parte. E nello stesso tempo, visto che insomma, i supermercati, gli alimentari, lo sappiamo, fortuna loro, hanno avuto un bel trend di crescita negli ultimi tempi, ecco, dall'altra parte i nuovi che entrano hanno la possibilità di sposarsi bene, di conoscere bene il volto e la storia dell'azienda per la quale prestano l'opera. Sì, ma è incredibile, cioè, pensare alla complessità di quanto le diverse situazioni lavorative e professionali propongono, sì, appunto, ci vuole un oceano di competenze, per cui c'è un concetto che secondo me abbiamo recepito molto bene da un ambito come per esempio la medicina, la multidisciplinarietà, no? Questa capacità proprio di sapersi sempre e comunque barcamenare in qualunque ambito. Assolutamente. Beh, questa, prima parlavamo di competenze trasversali, subito dietro ci va l'eterogeneità, diciamo così, dei ruoli. Diciamo così, un tempo, se capitava anche sul mio tavolo un curriculum di una persona che ogni 6 mesi, ogni anno cambiava lavoro, no? Veniva sempre visto un po' in chiaroscuro, per la quale, ma questa forse è una persona che ha qualche grillo per la testa, forse no, non riesce a trovare mai il suo ambiente, è un animo tumultuoso. Ecco, oggi invece le aziende vanno alla ricerca di persone che abbiano maturato esperienze in campi ed in settori diversi per portarlo all'interno della propria. Questo perché diventa fondamentale, questo perché oggi non si ragiona più per settore merceologico, ma spesso si parla di filiere e quindi si parla evidentemente di colui che produce la plastica, messo insieme con la metalmeccanica, messo insieme con l'agenzia di comunicazione, e quindi aver visto tante esperienze, aver vissuto anche diversi ruoli in aziende diverse, in territori diversi, diventa assolutamente un elemento di ricchezza ancora una volta per confrontarsi poi a livello globale. Oggi lo sappiamo, il marketing, il digitale non vengono più fatte, diciamo così, a livello locale, ma sono evidentemente sviluppati a livello globale, e quindi riuscire, diciamo così, a contaminare i propri dipendenti anche con esperienze, se vogliamo, eterogenee, diventa elemento cardine ancora una volta per far bene all'interno del mondo delle imprese. Allora ci consente di dire che è stato fatto un passettino anche in avanti dal punto di vista anche di una mentalità tipicamente italiana, quello che lei ci diceva del curriculum, la persona che cambia tanto spesso, oddio, questo magari è un rompiscatole, un piantagrane, non so, in un contesto come gli Stati Uniti sarebbe un curriculum normale. Assolutamente, c'è una volatilità, ci sono anche delle condizioni, diciamo, definiamole giuslavoristiche, assolutamente di tipo diverso, ma sicuramente da 3 anni a questa parte esistono comunque delle condizioni giuslavoristiche che permettono magari una flessibilità maggiore in questo senso. E poi ancora una volta io ritornerei su un tema: a darci questo stimolo sono soprattutto i giovani. Io vedo anche coloro che si presentano da noi in Forema piuttosto che in altre aziende che seguiamo, spesso, dicevo prima, lanciano molti stimoli. Beh, questi giovani spesso si appassionano più che ad un posto di lavoro, ad un progetto, e quindi, diciamo così, hanno questa voglia di crescere e insegnano anche a noi meno giovani così, la volontà, no, di guardare sempre avanti, di guardare sempre oltre, di darsi appunto delle nuove sfide, un po' come hanno fatto i nostri campioni in questi ultimi giorni. Esattamente, no? Pensavamo appunto alla nazionale italiana, Mancini ha preso in mano un qualcosa che era stato distrutto con la mancata qualificazione ai mondiali, un'onta storica assoluta, ed è arrivato dove è arrivato. Sì, sì, insomma, non sono tutt'altro che banali. Beh, quanto sempre più spesso ci siano personaggi dello sport anche protagonisti di incontri organizzati anche da associazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, proprio perché l'esempio che ci arriva dallo sport è importante, perché caspita, i sacrifici ci sono, ma anche il gioco di squadra che c'è dietro, allenatori, preparatori, massaggiatore. Beh sì, questo devo dire assolutamente sì, convengo con lei. Diciamo così, l'esperienza sportiva è comunque la metafora, no, che fa vivere sempre in modo molto forte queste esperienze. Anche quando si racconta magari il dietro le quinte, diciamo così, dello sport, per cui lo spogliatoio, che cosa significa magari presentarsi a una finale
finale dei 100 metri piuttosto sì, che una finale, diciamo così, di campionato europeo, di campionato del mondo. E che io vedo spesso i nostri imprenditori chiedono di narrare quello che ci sta dietro le quinte e, se vogliamo, un po' come avviene in tutti gli ambienti, anche in una squadra ci sono dissidi, dissapori, cose che vanno bene, a volte sembra ci sia un favoritismo, magari invece dietro c'è evidentemente una logica che tiene in piedi appunto nella quale, voglio dire, viene introdotta una strategia di un certo tipo. Ecco, questi sono, diciamo così, gli elementi su cui spesso i nostri imprenditori ci chiedono di essere coinvolti per cercare appunto di riequilibrare anche quell'ambiente, diciamo così, lavorativo con quello sportivo di cui oggi tanto si parla, tra l'altro. Sì, no, indubbiamente, abbiamo anche degli esempi per fortuna molto, molto splendenti da questo punto di vista. Insomma, ecco, diciamo che siamo paradossalmente passati, non tanto paradossalmente, realmente, passati da un 2020 che cerchiamo tutti di rimuovere. Quando si dice grandi aspettative che c'erano ancora nel 2019, quando non era esplosa quello che poi è successo, si diceva questo 2020, 2020, anche nei numeri tante volte si legge un po' la formula di un successo. Insomma, le ultime parole famose è andata come è andata. Questo 2021, pur tra le difficoltà, incoraggiati se vuole anche da aspetti non così fondamentali come possono essere i successi sportivi, insomma c'è comunque un clima di fiducia che si respira, per quanto che la fiducia non degeneri in incoscienza, ecco, sempre riferendoci all'emergenza sanitaria. Assolutamente, totalmente d'accordo. Tra l'altro proprio questa mattina parlavo con dei nostri partner danesi, hanno la sede principale a Copenaghen, ed effettivamente spesso, stando dentro o comunque insomma il contesto italiano, nemmeno ci rendiamo conto, diciamo così, delle vittorie e dei nostri successi all'estero. Ci ricordiamo chiaramente tutti della nazionale italiana, siamo freschi degli ori, diciamo, vinti in questi giorni tra i 100 metri e comunque, diciamo così, una generale ottima performance, direi, dei nostri atleti alle Olimpiadi. Leggevo che siamo la nazione che si è più migliorata dalle scorse Olimpiadi, per cui probabilmente non arriveremo fra le prime 3 nazioni nel medagliere, perché insomma ci sono davanti dei colossi, lo sappiamo, ma il fatto di essere la nazione che più si è migliorata, sicuramente questo è significativo, e ancora una volta chi ti migliora sono solitamente i giovani. Ma non ultimo, voglio dire, questa mattina mi ricordavano questi nostri partner la vittoria ad esempio dell'Eurofestival, Sì. dove magari in Italia abbiamo Sanremo che c'è più sentito, ma all'estero l'Eurofestival, l'Eurovision è visto come un evento, diciamo così, di altrettanta fama mondiale. Per cui sicuramente la fiducia allo sport, diciamo, può essere l'ingrediente giusto. Io ci aggiungo, visto che oggi è una puntata, diciamo così, tarata sull'economia, un altro ingrediente, anche lì da usare con coscienza, che sono tutte quella 213 miliardi collegati al PNRR, quindi al Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza. Una occasione più unica che rara che il nostro Paese ha veramente di digitalizzarsi, di creare innovazione, dove poter dare veramente uno sviluppo concreto, ma non solo al mondo delle imprese, anche al mondo della scuola, Certo. Elemento fondamentale, direi, per creare, se vogliamo, quell'ascensore sociale, no? Che può avvenire anche in un'ottica proprio di inclusione, diciamo così, delle nuove generazioni. Ecco, questo è uno strumento fondamentale su cui è vero c'è molta attenzione, ma deve esserci anche molta coscienza nel saper utilizzare bene questa grandissima opportunità che di fatto l'Unione Europea ci ha posto, insomma. Dottor Sinigaglia, purtroppo siamo in chiusura di puntata, quando le puntate sono interessanti volano. C'è un sito dove appunto anche il comune mortale può aggiornarsi a proposito della vostra attività. Il sito, grazie al collega Davide Romanduti in regia, www.forema.it, no? Assolutamente, www.forema.it, lì ci sono tutte le nostre attività, i nostri report, le nostre survey, ne facciamo con una frequenza, diciamo così, bisettimanale, per cui potete partecipare anche voi, diciamo così, alle nostre indagini. Dall'altra parte avete la possibilità di valutare tutte le nostre offerte, ci sono anche proposte di lavoro, ma ci sono anche proposte di corsi, a volte a pagamento, a volte gratuiti. Insomma, provate a darci un occhio, sicuramente troverete qualcosa di vostro interesse. No, beh, indubbiamente, anche perché insomma come ente di formazione crediamo che anche voi abbiate dovuto adeguarvi ai tempi, ma a farlo anche in una maniera
piuttosto dinamica e veloce. Noi ringraziamo Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema, che è questo ente di formazione di Assindustria Veneto Centro, che lo ricordiamo anche a chi non lo sapesse, Assindustria Veneto Centro è nato dalla fusione di Un'Industria Treviso e Confindustria Padova, no? Per cui abbiamo queste due belle realtà che insomma rappresentano anche dal punto di vista produttivo del Veneto e del Nord Italia una bella fetta. Grazie a lei, dottor Sinigaglia, buon lavoro e buone ferie. Grazie anche a voi e a tutti i telespettatori. Grazie al nostro ospite che così generosamente è venuto in presenza, per fortuna, ospite nella nostra trasmissione. 7 in punto si chiude qui, vi rimanda ai prossimi appuntamenti, vi ricordiamo anche i momenti informativi a partire dalle 12:15 di ogni giorno, dal lunedì al sabato. Buona giornata e arrivederci.